Sì, intanto benvenuti a tutti quanti. Con noi ci sono diversi ospiti. Il dottor Marco Bertoli della Bassa Friulana, che poi ci parlerà anche di questo lavoro importante che si sta facendo in Costa d'Avorio e di cui lui è uno dei protagonisti, dei medici impegnati su questo progetto. Poi con noi sono Alessandro Coni, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di San Luri e anche il direttore della REMS della Sardegna, il dottor Amadeus, il cognome per me impronunciabile, responsabile del Centro di Salute Mentale di Olbia, e con noi anche il professor Mauro Carta, che è il direttore del corso di laurea dei tecnici della riabilitazione psichiatrica. Devo dirvi che è assente l'assessore regionale alla sanità, che ci aveva assicurato la sua partecipazione, perché in questo momento si sta svolgendo in Consiglio regionale una riunione di giunta e poi l'assessore dovrà rispondere in Consiglio regionale su un ordine del giorno, un'interrogazione, insomma qualcosa che riguarda l'assessorato alla sanità, a cui ovviamente non si poteva sottrarre. Quindi se riuscirà ci raggiungerà nel corso della serata. Sono presenti familiari, persone che vivono la condizione della sofferenza mentale, operatori dei servizi. Il dottor Augusto Contu, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari, si scusa, ma lui in questo periodo sta male, ha subito un piccolo intervento e quindi non può essere presente, ma ci manda i saluti suoi di tutto il Dipartimento di Salute Mentale. Perché siamo qua oggi? Siamo qua oggi per riflettere ancora una volta tutti insieme su quello che è lo stato dei servizi di salute mentale in Sardegna. Il giudizio che noi diamo come associazione dei familiari e di persone che vivono la condizione della sofferenza mentale è un giudizio negativo, non solo per la Sardegna, ma è un giudizio negativo sull'Italia complessivamente, su come l'Italia nella stragrande maggioranza dei servizi di salute mentale risponde a quelli che sono i molteplici bisogni che una persona che vive la condizione della sofferenza mentale esprime, a quelle che sono le difficoltà che una famiglia dove si vive un problema di questo tipo esprime. Il nostro giudizio è negativo per due ragioni. La prima perché le questioni della salute mentale sono state praticamente cancellate dalle agende politiche del governo nazionale e anche dei governi regionali. Poi arriviamo alla Sardegna e a quello che noi stiamo un po' sollecitando alla regione, all'assessorato ma anche alla giunta. Ed è un giudizio negativo perché l'Italia, a differenza della Costa d'Avorio, che mette le persone che vivono questa condizione alle catene perché hanno quel tipo di cultura in quei luoghi e in quei villaggi, pensano che le persone siano possedute dagli spiriti maligni. In Italia non c'è questa cultura. In Italia la salute mentale è entrata a pieno titolo nel universo mondo della sanità, della salute pubblica, e in Italia da almeno 35 anni a questa parte, forse anche qualche anno in più, abbiamo una normativa che indica quelle che sono le strade da perseguire nel campo della salute mentale. Una normativa che sta all'interno delle norme più generali della sanità, della salute pubblica, che dovrebbe quindi orientare i programmi politici delle amministrazioni regionali, che dovrebbe orientare l'azione pratica degli operatori della salute mentale, dovrebbe anche creare all'interno della società italiana anche una cultura di accettazione, di condivisione, di comprensione di quelle che sono le difficoltà e i problemi
che le persone possono incontrare, le persone tutte possono incontrare, quindi la sofferenza mentale non colpisce solo determinate categorie di persone, l'assenza di salute mentale può colpire chiunque e il nostro paese è chiamato a dare risposte in termini di servizi, in termini di azioni, in termini anche culturali. Noi sappiamo come organizzazioni di familiari, perché siamo familiari, quello che serve, lo sappiamo perché l'abbiamo un po' sperimentato chiaramente anche sulla nostra pelle, all'interno delle nostre famiglie. Quindi noi sappiamo come un territorio dovrebbe organizzarsi e attrezzarsi per rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle persone. E quali sono i bisogni delle persone? Tutte le norme italiane, internazionali, lo stesso piano d'azione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ultimo, quello 2013-2020, dice chiaramente qual è la direzione da prendere, cioè per aiutare e sostenere le persone in un percorso di ripresa, perché una delle questioni fondamentali è che dalla condizione di sofferenza mentale si può uscire, questo è il punto. Quindi se dalla condizione di sofferenza mentale si può uscire, si devono fare delle cose che restituiscano alle persone la capacità di stare nelle questioni, nelle relazioni, nella quotidianità della vita. E quando le persone che attraversano questo problema perdono a causa della loro condizione di difficoltà molto di quello che possiedono, quindi non perdono solo la salute mentale, ma perdono anche in termini di rapporti, di relazioni umane, alcune volte perdono il lavoro oppure non riescono a trovare una occupazione, tante volte perdono anche la casa e alcune volte a causa delle loro difficoltà incontrano anche dei problemi col sistema giudiziario e qui si aprono tante altre questioni. Quindi che cosa occorre? Occorre che il territorio si attrezzi e il primo diciamo così, nucleo operativo di un servizio di salute mentale di comunità, quindi orientato alla ripresa, alla recovery, alla guarigione, alla restituzione di opportunità, è quello di organizzare sul territorio un servizio di salute mentale aperto sulle 24 ore, che abbia al suo interno tutte quelle figure professionali che servono a costruire percorsi, perché si tratta di costruire dei percorsi, di aiutare le persone ad intraprendere dei percorsi. E nella costruzione di questi percorsi di ripresa ci sono 3 aspetti fondamentali che vanno tenuti in considerazione e vanno tenuti insieme, che è la questione appunto dell'abitare, la questione del lavoro, la questione della formazione, ma anche la questione della integrazione, del stare quindi nella società, del stare nelle relazioni, tra le relazioni. Quello che accade invece nella stragrande maggioranza del territorio italiano, e la situazione della Sardegna non è diciamo la situazione peggiore, anzi la Sardegna, se andiamo ad analizzare le situazioni in tutte le regioni d'Italia, si pone in una situazione decisamente migliore di tante altre, comprese il Lazio, la Lombardia, il Veneto, per non citare le altre regioni del sud d'Italia. Però anche la Sardegna non è in linea con quelle che sono le disposizioni normative, non è in linea con quello che occorre alle persone per riprendersi la vita e quindi per intraprendere un percorso di ripresa. E quindi qual è la questione? La questione è che sul territorio nazionale e anche sul territorio regionale praticamente i servizi di salute mentale svolgono prevalentemente un'attività di tipo ambulatoriale. Chi ci lavora dentro i servizi questo lo sa.
L'attività prevalente dei servizi di salute mentale è un'attività ambulatoriale, quindi il farmaco, la prescrizione del farmaco, il controllo del farmaco, i ricoveri, la gestione dei ricoveri. L'attività riabilitativa, buonasera assessore, venga. Quindi l'attività riabilitativa è praticamente affidata alla buona volontà degli operatori che lavorano nei servizi territoriali di salute mentale, alla loro capacità, alle risorse che possiedono i servizi di salute mentale. Quindi non è la norma, cioè i percorsi terapeutici riabilitativi personalizzati non costituiscono la norma, costituisce la norma l'intervento più farmacologico, quindi del controllo dei sintomi. Quindi cosa occorre fare? In Sardegna noi abbiamo attraversato una stagione molto intensa e molto importante, che è quella guidata dall'assessore Nerina Dirindin, che tutti quanti voi conoscete, quindi sapete bene quanto ci siamo spesi come organizzazione dei familiari e delle persone che vivono la sofferenza mentale, ma anche gli operatori dei servizi che hanno molto creduto in questo cambiamento. Passata quella stagione abbiamo vissuto 5 anni di disastro, quindi 5 anni in cui tutto è stato fermato e molto è stato cancellato, quindi non si sono solo fermati i giochi, molte cose sono state cancellate. Le due cose più importanti di cui vorremmo anche ragionare con l'assessore questo pomeriggio sono, e poi hanno a che fare molto col funzionamento dei servizi, quindi con anche il cambiamento culturale dei servizi, sono due: i centri di salute mentale sulle 24 ore, che avevano visto una prima sperimentazione in Sardegna col centro di salute mentale di Cagliaria organizzato sulle 24 ore, che è stata completamente cancellata quella sperimentazione, quindi hanno avuto il coraggio di chiudere quei posti letto e di riprendere a lavorare come una qualunque attività ambulatoriale. Quello è il primo punto. Avevamo un piano regionale che indicava altre sperimentazioni da avviare sul territorio, che chiaramente non sono partite dal 2009 in poi, e poi l'altro fatto ugualmente grave che è accaduto e che noi vorremmo invece che venisse ripreso è la famosa questione delle risorse finanziarie ai dipartimenti di salute mentale. Questa è una cosa che noi chiedevamo da 30 anni, che i soldi, anche molti, che la Regione aveva inserito in un capitolo di bilancio che serviva esclusivamente per l'erogazione di sussidi economici, quindi la famosa legge 20, poi legge prima 44, poi 15, poi 20, tutte le definizioni che gli sono state date. Noi chiedevamo che parte di quelle, anzi veramente chiedevamo che tutte quelle risorse della famosa legge 20 venissero trasferiti ai dipartimenti di salute mentale per metterli nelle condizioni di fare veramente salute mentale, quindi costruire percorsi di ripresa per le persone, quindi attrezzare in maniera adeguata i servizi. Questa è stata un'altra delle cose cancellate, gravemente cancellate. Tenete conto che molti servizi di salute mentale hanno continuato a spendere residui di quelle somme che erano state erogate nel 2007, quindi somme che servivano esclusivamente per il 2007, i servizi li hanno utilizzate anche nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011 e qualcuno ne ha speso anche di recente. Questo perché? Perché sapevano che non ne avrebbero avuto altri, perché in tutti i 5 anni di governo Capellacci i dipartimenti di salute mentale non hanno ricevuto risorse. Ecco, quindi che cosa bisogna fare? Nell'intervento di Marco Bertoli, che interverrà dopo l'assessore, che immagino debba tornare in consiglio? No, mi basta. Ok, perfetto, benissimo. Allora, io direi che dopo questa mia apertura di quelle che sono le questioni sulle quali noi vogliamo
discutere con le persone, con i cittadini, con gli operatori e con le istituzioni regionali, quindi primo fra tutti con l'assessorato regionale alla sanità, ci devono riportare a rimettere in piedi quelle questioni, quella vecchia stagione. Credo che questo è quello che tutti quanti noi vogliamo. Quindi noi vogliamo servizi di salute mentale comunitari, così come viene richiesto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e non solo dalle norme italiane. Noi vogliamo che i servizi abbiano la cultura per andare verso quegli obiettivi e che abbiano le risorse per andare verso quegli obiettivi, e poi noi vogliamo che sia fatto un monitoraggio attento da parte della Regione. Noi abbiamo chiesto anche l'istituzione di una commissione di vigilanza dove chiediamo di starci dentro insieme agli operatori della salute mentale, una commissione di vigilanza che vada a verificare che cosa sta accadendo, cosa accade nei servizi, cosa accade nei servizi di diagnosi e cura, dove le porte sono chiuse, la contenzione è ancora fortemente utilizzata, pensavamo di averla cancellata, in Sardegna invece è ancora utilizzata. Che utilizzo si fa degli psicofarmaci? Quindi se vengono utilizzati nella maniera necessaria, quindi per i tempi che occorrono, nella quantità minima necessaria e non invece per controllare i comportamenti delle persone, vorremmo che si facesse una verifica sugli trattamenti sanitari obbligatori, quindi se vengono attivati esclusivamente nell'interesse della persona, perché ci sono delle situazioni, quelle che la legge descrive, e non per attivare problemi o per gestire problemi di ordine pubblico che devono essere gestiti in altro modo, e perché si faccia anche una valutazione seria, molto importante. Io di questo ne ho parlato anche al Tribunale di Cagliari, che si faccia anche una verifica su come le persone vengono trattate all'interno delle strutture. Le strutture, le comunità terapeutiche, le varie tipologie di strutture che in Sardegna hanno preso piede alla grande, ogni giorno nascono nuove strutture, e nelle RSA, perché a noi arrivano segnalazioni continuamente di violazione dei diritti umani delle persone, dei diritti fondamentali delle persone, che non riescono neanche a comunicare con chi vogliono liberamente comunicare. Quindi le questioni da affrontare sono tante, sono tutte molto importanti, hanno tutte quante a che fare con i diritti fondamentali della persona umana. Creano, se non vengono superate tutte queste situazioni, creano molte difficoltà alle persone, che le fanno stare sempre peggio, e determinano una grande sfiducia nelle persone e in modo particolare nelle famiglie. Quindi noi oggi parleremo di difficoltà, di problemi, ma parleremo anche di cose invece altre che stanno avvenendo nei servizi, che sono importanti, che appunto riguarda la capacità comunque che gli operatori hanno di portare avanti anche delle cose intelligenti pur nella ristrettezza delle risorse economiche. Io quindi mi fermo qua e darei la parola all'assessore e poi a Marco Bertoli. Grazie per gli altri.